È iniziata, diciamo, la preparazione ormai da settimane, avete iniziato a fare appunto le amichevoli, come stanno andando? Ma stiamo lavorando molto, siamo nel momento di maggior carico, ancora per 7-8 giorni si accumulerà molta fatica perché è quello che bisogna fare in questo periodo con allenamenti bigiornalieri sempre abbastanza intensi, ancora tanta quantità, poi pian piano avvicinandosi il campionato diminuirà un po' la quantità per aumentare l'intensità e la qualità di quello che facciamo. C'è molto impegno, molta voglia di fare bene e tanto lavoro però da fare. Sono appunto arrivati gli americani. Sono arrivati gli americani, li abbiamo scelti, ovviamente oggi è sempre più difficile avere giocatori di grande nome, sono invece giocatori che pensiamo possano avere un grande futuro, sono ragazzi giovani che hanno talento e che credo possano crescere con noi come vogliamo fare con tutta la squadra. Il presidente prima ha detto che lei ha affermato che è meglio perderle tutte le campionato. Non sono mai stato amante dei risultati, no, perderle tutte non è proprio esattamente, di solito mi succede così, sono sincero, però diciamo che non sono abituato a guardare i risultati del precampionato. I risultati in precampionato sono illusori perché bisogna lavorare in profondità, lavorare soprattutto su quello che non funziona, se ci si fa prendere dalle cose che funzionano per vincere le partite per campionato, poi si arriva al campionato pronti. Invece bisogna lavorare sulle lacune perché dobbiamo cercare di limitarle o mascherarle e esaltare le nostre qualità. E quindi per questo non si adatta al fatto di vincere le partite, ma insomma non è un nostro obiettivo, poi vediamo, cerchiamo di fare comunque il meglio possibile. Giustamente lei pensa da coach. Io devo pensare a preparare la squadra. Il 5 ottobre, qualsiasi siano i risultati del precampionato, amo sempre dire nel campionato si parte tutti da 0 punti. Se l'hai vinte tutto, se l'hai perso tutto non cambia nulla, cambia come arrivi, cambia arrivare pronti e noi vogliamo arrivare pronti.